Eccoci insieme dal Verti Music Place per incontrare i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, e oggi sono con una coppia, un po' una strana coppia, devo dire, quella formata da Nino D'Angelo e Livio Cori. Ciao! Ciao, ciao. Ciao, benvenuti. Allora, Nino, per te quanti festival hai fatto? Aspetta che li conto, 5, la sesta volta che partecipi. Sì, la sesta volta. Partecipi al festival, e invece Livio, per te prima volta. Chiaramente Sì, debutto. Per una questione di età. Senti, Nino, vuoi presentarlo tu, Livio? Vuoi raccontare qualche cosa? Dura vabbè, artista napoletano. È un ragazzo napoletano Cantautore. che viene dai quartieri spagnoli. Da poco mi hanno fatto uscire per dai me è un quartieri. piacere averlo conosciuto, perché oltre ad essere un bravo artista, che poi lo dimostrerà in questo Sanremo, è pure una persona per bene, bravo, ed è un romanticone come Attore, me. anche attore, lo vogliamo raccontare. Sì. Attore. È stata la prima esperienza. Vabbè, non però, mi posso definire. Gomorra, sì. voglio dire, è una bella Sì, esperienza. è stata una Diciamo roba sono stati più completamente attori, perché lui ha fatto, vabbè, tu sì, ma Io certo. sto cominciando tutto adesso, Tu Però sì. Gomorra è stata un'esperienza ma tu vuoi fare il incredibile. remake di un jeans e una maglietta? Facciamo un altro film alla tua. Senti, perché siete insieme sul palco? Cosa avete in comune? L'altezza, no? Vabbè, Siamo le napoletani, origini, napoletani. il cuore che abbiamo in comune. No, però abbiamo questa curiosità, insomma, quando abbiamo letto i vostri nomi insieme abbiamo detto come mai. Il brano è Un'altra luce, Sì. e avete scritto insieme? C'è Sì. io, lui, e poi c'è Fish. Sì, la parte strumentale musicale. è lavorata con altri compositori. Ok. Il testo è nostro. È vostro. È un testo che parla di... Speranza Ok? e amore a 360 gradi, non è la solita storia, insomma. Ma tra eppure una- sono due sono generazioni, a confronto pure. no? Esatto. Beh, sì, è giusto così. È cantato in napoletano oppure ci sono delle parti in napoletano? Metà e Sul metà. palco? Metà e metà. A Sanremo noi la canteremo metà e metà. Ok. È nata tutta in però è dialetto, nata tutta poi in l'abbiamo dialetto. adattata per il È stata festival. adattata per Lui il ovviamente non si può smuovere dal napoletano, che sarebbe proprio un oltraggio, quindi lui deve certo. essere così. Io ho dovuto adattare per il festival, abbiamo preferito, insomma, cercare di renderla anche più comprensibile al di fuori del Senza dialetto. sottotitoli, quindi. Senza Questo- sottotitoli, diciamo. Allora. Siamo i rispettivi sottotitoli, farò io da sottotitolo. Senti Livio, poi c'è un momento bello per te, importante, c'è l'album nuovo. Sì, subito, insomma, nel contemporaneo uscirò con Monte Calvario, Mhm. che è il mio primo album, che sarà completamente in napoletano. Quindi questo sarà un estratto, appunto, perciò nel disco ci sarà anche la versione napoletana di questo brano. Di questo brano, ma tutto in con Nino, napoletano. e lui sarà l'unico ospite del disco, perché al di sopra di Nino D'Angelo a Napoli. E invece per te, Nino, si ricomincia, tu la tua vita è sul palco, insomma, palco per concerti musicali, vabbè. teatro, non ti stanchi mai, quindi ho Devo visto che dire c'è già... la verità, è un Sanremo inaspettato, però sapevo che la canzone che avevamo fatto era una bella canzone. Io sono in una veste nuova, proprio in questi suoni che ha questo pezzo, quindi è anche una novità per me, perché ritornare a Sanremo con la solita cosa, Certo. È uno stimolo, diciamo uno stimolo in più. Va bene, che un consiglio da dare a Livio, che è giovanissimo a fronte al palco, da veterano cosa diresti? Ma io penso che gli artisti consigli, Ma io ho un po' di ma tensione. niente, Vabbè, lui sì, deve essere quello che è. Vabbè, insomma, quel momento La lì persona- prima di salire sul palco, secondo me la parola giusta di Nino arriva, o secondo la me pacca tutte e sulla due, cioè, schiena, tutte- sulla spalla. No. A me, Va bene. a me, perché Sanremo non è facile, Vedi, te lo dice, tutti, vedi tutti, che coraggio. anche per i veterani. Ti ha Ti dato dà- ma no, perché mi deve dare coraggio lui a me. Vi farete coraggio a vicenda. Abbracciamoci. Un'altra luce, Nino D'Angelo, Livio Cori, Festival di Sanremo, nuova esperienza, poi nuovo album per Livio e tanti concerti come sempre per Nino. Ci vediamo a Sanremo. Grazie. Ciao. presto. Ciao, ciao.